Buonasera e bentrovati a questa puntata di Economai FVG. Siamo già alla prima settimana di guerra, sono passati 8 giorni da quando la Russia ha invaso l'Ucraina, scatenando insomma una guerra che sta preoccupando il mondo. Naturalmente le ricadute sono tante, abbiamo visto tantissimi, migliaia di profughi in fuga, i primi sono arrivati anche nella nostra regione, sono stati accolti, ma naturalmente c'è anche l'aspetto economico che sta preoccupando tutti. Avevamo già fatto i conti con i grandi rincari dell'energia elettrica, i prezzi delle materie prime. Sicuramente questa guerra peggiorerà le cose. Sarà una guerra veloce? Probabilmente no, quindi la situazione non è destinata a migliorare nei prossimi giorni. Sicuramente ce la porteremo dietro per ancora diverse settimane, sperando che insomma si arrivi a un negoziato, una trattativa di pace, che la guerra possa interrompersi. Questa sera cerchiamo di fare un po' il punto su quelle che sono le ricadute sulla nostra economia, sulle tante sfaccettature e anche un po' il quadro, se vogliamo così, militare, per capire dove potrà portarci questa guerra. Lo faremo con degli ospiti in studio che vi presento subito, a cominciare da Marco Bruseschi, che è il presidente del Consorzio Friuli Energia. Buonasera, grazie per essere con noi. Tra l'altro anche la delega alle energie rinnovabili per Confindustria Udine. Grazie e benvenuto al generale Vincenzo Santo, ex capo di Stato Maggiore della NATO in operazioni, tra cui insomma in Afghanistan, insomma, la persona giusta per aiutarci a darci un quadro anche militare di quello che sta accadendo. Grazie a lei, direttore, buonasera a tutti. E buonasera e grazie ad Alberto Gallas, CEO del Gallas Group. Grazie. Buonasera, buonasera a tutti. E anche con lei faremo un po' il punto di quella che è la ricaduta in parte per quanto riguarda il settore anche delle badanti, che sicuramente sono un pezzo importante dell'economia del nostro Friuli. Io comincio subito dal generale Vincenzo Santo. Insomma, quello che sta accadendo in questi giorni è sotto gli occhi di tutti. Cerchiamo di capire quelle che possono essere le mosse, le strategie, dove vuole spingersi Putin. Ecco, dal punto di vista militare, qual è la situazione? Beh, intanto noi non stiamo né nella testa di Putin né nella testa dei vari generali, possiamo soltanto ipotizzare, al di là del divertimento che si può avere nel tracciare frecce o altri disegni diciamo di carattere militare, è difficile immaginare. Ci possono essere delle tre ipotesi in termini di obiettivi politici, cioè quello di cambio del regime, quindi sostanzialmente mettere un regime diciamo, affiliato a Mosca, o una partizione stessa dell'Ucraina nella parte diciamo, nord-est rispetto alla parte sud-ovest, oppure addirittura inglobarla, far sparire l'Ucraina come Stato in sé e inglobarlo come era sostanzialmente nell'ambito dell'Unione Sovietica. Questo cosa vuol dire? Che sulla base di questi obiettivi politici la strategia militare poi si articola e si sviluppa secondo degli obiettivi intermedi che possono anche prevedere l'acquisizione di dei vantaggi sul territorio e man mano metterli sul tavolo della diplomazia. Adesso noi quello che vediamo sulle cartine che molti producono è una sorta, era anche prevedibile, una sorta di manovra a tenaglia che prevedesse intanto sostanzialmente un rinforzo di quello che è il Donbass, addirittura arrivare a inglobare, quindi a inserire le proprie forze nell'ambito di tutto l'oblast del Donbass, tenuto conto che il Donbass come oblast, come regione, voglio dire, il 40% di questo territorio era comunque ancora occupato dalle forze ucraine. Quindi l'intendimento principale è questo. L'altro è andare su Kiev, ma anche fare pressione di carattere militare anche su Kharkov o Kharkiv, che dir si voglia. Kiev è importante perché è di fatto circondata, perché uno dei primi atti dal punto di vista strategico è quello di cercare di disarticolare quelle che sono il vertice diciamo, del comando e controllo, che arriva quindi nel suo punto massimo a livello politico, quindi parliamo del presidente con tutto il governo ucraino, quindi riuscire a disarticolare, a impedire il comando e controllo delle operazioni ucraine difensive in questo momento chiaramente è un obiettivo da raggiungere, però anche questo da mettere sul tavolo delle trattative che sono in corso in questi giorni. Vedremo quello che accade. Sì, sicuramente insomma, il tema principale in questo momento è la nostra dipendenza, in parte o in buona parte anche dal
dal gas russo, lo chiedo a Bruseschi naturalmente in questo caso, ecco, come ci possiamo attrezzare, quanto la nostra regione è dipendente oggi dal gas che arriva dalla Russia? Più che la regione direi l'Italia, abbiamo letto sui giornali varie percentuali, chiaramente è maggioritaria, fatto 100 quella russa, anche se ho un dato proprio fresco di febbraio, l'Algeria ha superato di 300 milioni la vendita rispetto a Gazprom, quindi non dico che Di Maio abbia già fatto grandi cose, però c'è un superamento, se non altro, parziale. Comunque siamo molto dipendenti ed ecco perché proprio in questi 2 o 3 giorni abbiamo delle quotazioni di gas e di energia elettrica spaventose, più alte ancora di quelle di dicembre che pensavamo di aver visto come punte massime. Questo non crea allarme se non c'è mercato in questo momento, vista la situazione molto dubbia e molto diciamo ancora fluida sul fronte proprio ucraino e delle tensioni geopolitiche che si stanno svolgendo. Si potranno fare e si stanno facendo molte manovre per cercare di diversificare sempre più, per quanto riguarda il gas, le fonti di approvvigionamento. Il TAP, che è ormai in funzione da un po' in Puglia, può aumentare, come si può aumentare dai rigassificatori che abbiamo, ne abbiamo pochi noi, dovremmo averne di più, ma nei progetti anche diciamo, di emergenza si potrebbero avere dei rigassificatori galleggianti in sovrappiù. Quindi c'è un piano emergenziale già in atto che predispone tutta una serie di possibilità e opportunità. Ecco, tra queste ci sono per esempio la riattivazione delle centrali a carbone, sono state individuate 7 in Italia, una tra l'altro è anche sul nostro territorio a Monfalcone, che è la centrale della A2A, si sta pensando anche a quella di riconvertire, c'era una riconversione naturalmente, una richiesta di riconversione a gas, però insomma al momento c'è l'attenzione anche su questo, cosa che un po' ha creato qualche rumore a Monfalcone, insomma negli ambienti ambientalisti e non solo, insomma le note vicende che riguardano anche l'amianto, insomma un territorio già molto colpito, però insomma c'è anche questa possibilità, vediamo in questo servizio insomma quanto può essere concreta. Non pare essere nei piani immediati del governo la riattivazione a carbone della centrale termoelettrica A2A di Monfalcone, una delle 7 individuate sul territorio nazionale per ovviare all'emergenza gas. A dirlo a Telefriuli è il sottosegretario alla transizione ecologica Vanni Agaba. Le centrali a carbone è evidente che saranno riattivate innanzitutto quelle che non erano completamente ferme, quindi abbiamo già pensato a un paio di centrali che saranno quelle del Brindisino e di Civitavecchia. Per quanto riguarda Monfalcone è chiaro che quella centrale aveva già preso un'altra strada e quindi non credo che temporaneamente, appunto, non avendo a disposizione carbone, possa entrare in funzione. La centrale di Monfalcone, l'unica del gruppo A2A che utilizza ancora il carbone, sarebbe comunque pronta a riprendere l'attività, come è avvenuto a dicembre per un breve periodo su richiesta di Terna. Se dovessero chiederci di attivarla, fa sapere l'azienda, per la messa in esercizio ci vorrebbero un paio di giorni. Ecco, Bruseschi, è una buona alternativa, insomma, riattivare queste centrali a carbone, è un passo indietro dal punto di vista, come dire, ambientale della linea che si era presa, però è concretamente un'alternativa o potrebbe essere un palliativo? Diciamo che non è l'ideale perché ovviamente, proprio come diceva lei e anche il servizio, la 2A aveva già chiesto la riconversione a gas, visto che la Comunità Europea aveva permesso e permette con vincoli molto stringenti per le nuove ovviamente realizzazioni come questa di Monfalcone di poter sfruttare la centrale a gas. Ora ovviamente il governo Draghi, qua stiamo parlando di emergenze. Per fortuna stiamo uscendo anche un po' da un inverno molto mite, che questo ha aiutato, è una notizia che non è mai apparsa sui giornali, ma io la metterei primaria, perché questo ha permesso, con gli stoccaggi di gas strategici sia in Italia che in Europa, di poter sopportare questa mancanza di gas che è partita, diciamo, a settembre, ottobre, quando poi parte effettivamente la stagione del consumo del gas.
Diciamo, speriamo e auguriamoci che questa del carbone non sia mai necessaria, è nelle corde, diciamo, del governo. Ovviamente stiamo parlando di un tutto contrario rispetto a quello che è il Green New Deal, certo. e quindi io capisco anche l'allarme della popolazione, no, di chi ha vicino questi centrali. Chiaramente stiamo parlando di emergenza, quindi di fare dei tamponamenti. Ecco, io mi auguro che non si possano e non si debbano mai utilizzare. Alberto Gallas, entriamo anche su quelle che sono le ricadute più immediate. Ecco, sicuramente lei gestisce un'azienda che si occupa di trovare l'assistenza anche per i nostri anziani e quindi attraverso le badanti. Ecco, in che percentuali le badanti ucraine e russe incidono, insomma, e qual è la situazione e anche il rimando che ha dai suoi collaboratori? Ma allora, in termini percentuali più o meno siamo nell'ordine del 10%, quindi nell'ambito dell'assistenza domestica i cittadini ucraini sono più o meno il 10% del totale. La guerra ha avuto in una prima fase un momento in cui c'era la volontà da parte di alcune di rientrare a casa, quindi di tornare in Ucraina per capire un attimino, per stare vicini ai propri cari e per capire come fosse la reale situazione, visto che da qua prevaleva la preoccupazione. Ovviamente dopo poco la situazione è precipitata e non appena è iniziata poi l'invasione, chiaramente non c'è stato più nessun rientro e anzi la situazione si è ribaltata. E dopo un momento in cui c'era più che altro terrore, paura e sconforto, ora c'è la fase del fuggi-fuggi e di conseguenza c'è la tematica contraria e tutte le signore o i signori che insomma sono già qua a lavorare, i cittadini ucraini, stanno cercando di portare qua tutti i propri familiari, ecco. Questo è quello che sta accadendo in termini concreti. Poi sul piano occupazionale questo è un risvolto che si dovrà capire. In primo luogo per delle tematiche burocratiche, perché parliamo comunque di cittadini extra UE che hanno necessità di avere un permesso di soggiorno anche per poter poi lavorare. Con il permesso di soggiorno per motivi umanitari, quindi l'ex asilo politico, c'è la possibilità anche di intraprendere, quindi di avere un contratto lavorativo. Chiaramente sarà da capire le tempistiche di emissione di questi permessi di soggiorno per le persone che arrivano qua. Ecco. Siamo in una fase ancora troppo iniziale per fare delle ipotesi, immagino, anche quantitative. Penso che si stiano sicuramente attrezzando anche il governo per poter riuscire a concedere questi permessi di soggiorno il prima possibile. In termini, se vogliamo, anche un po' opportunistici, sicuramente potrebbe avere una ricaduta positiva, certo. Anche se è brutto ovviamente usare il termine potrebbe essere utile anche per le persone che arrivano qui e che magari possono anche contare su un posto di lavoro. Insomma. Quello sicuramente sì, quello può essere una cosa, ecco, vista in termini sicuramente positivi, certo. Che le persone che arrivano potrebbero comunque andare a trovare un'occupazione al netto ovviamente poi di alcune discriminanti come possono essere banalmente la conoscenza minima della lingua italiana. Ecco. Assolutamente sì, ma dopo ne parliamo ancora, ci fermiamo intanto per la prima pausa pubblicitaria, restate con noi. Di nuovo insieme con Economa e FVG stiamo facendo un po' il punto sulla guerra tra Ucraina e Russia e naturalmente le ricadute economiche sul nostro territorio. Avendo in studio il generale Vincenzo Santo, approfittiamo anche per parlare di nuovo di sicurezza. Insomma, naturalmente qui nel nostro territorio c'è anche una base NATO che è quella di Aviano, che è insomma un po' sotto gli occhi di tutti. Insomma, si sono visti già i primi curiosi, poi insomma gli F-16, gli F-35 continuano insomma a decollare e ad atterrare ripetutamente nella base. Vediamo in questo servizio allora a che punto siamo.
Di allerta si è alzato alla base americana di Aviano. Da Bravo su scala di 4 è passato a Charlie. Questo sta a significare un pericolo evidente che in questo momento il personale militare sta correndo relativamente alle forti tensioni che si sono create tra America e Russia. Potenziata anche la videosorveglianza nel perimetro esterno dell'aeroporto Paglione Gori. Su disposizione del prefetto di Pordenone Domenico Lione, come deciso alcuni giorni fa in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, sono giunti rinforzi alle forze dell'ordine. Carabinieri del SOS e personale della Polizia dell'UOPI, Forze Speciali Antiterrorismo, sono già arrivati in provincia da Trieste e impegnati ad Aviano e in alcuni altri luoghi sensibili. Intanto sul fronte militare il 555° Fighter Squadron sta operando come parte importante della missione di polizia aerea rafforzata 24 ore su 24. La sua integrazione con gli alleati e partner della regione del Mar Nero fa parte di una misura difensiva collettiva lungo il confine della NATO e per rafforzare la sicurezza regionale attraverso lo spazio aereo alleato. E allora, come abbiamo sentito dal servizio, insomma, i velivoli che si alzano da Aviano vanno a presidiare i confini sotto un po' la bandiera della NATO. Abbiamo visto anche 800 paracadutisti della caserma Ederle che sono stati portati appunto in volo da Aviano in Lettonia. In generale, qual è il ruolo della NATO di una base come quella di Aviano che sta via via, giorno per giorno, prendendo sempre insomma, più importanza in questo scenario? Ecco, che cosa bisogna aspettarsi da questo punto di vista? Beh, intanto la base di Aviano non è una base NATO, ma è una base americana, come ce ne sono altrove in Italia. Questo cambia poco dal momento in cui dovesse la NATO cambiare approccio, cosa che finora ha, diciamo, non è avvenuto, nel senso che mantiene un approccio molto vigile, si è intensificato ovviamente quella che è l'attività che lei menzionava prima di air policing, soprattutto verso gli spazi aerei delle nazioni più esposte. È chiaro che questo comporti il fatto di avere più aerei in volo e quindi anche in termini di osservazione, capacità di intercettare quelle che possono essere le intenzioni russe. Non credo che la Russia abbia intenzioni ostili, diciamo nel breve e medio termine nei confronti della NATO, laddove non dovesse esserci una volontà da parte della NATO di intervenire in qualche modo. Questo non lo sappiamo. La NATO è già intervenuta senza aspettare nessuna risoluzione di chiunque. Faccio riferimento per esempio alle Nazioni Unite e parlo di risoluzioni del Consiglio di sicurezza, non le risoluzioni dell'Assemblea Generale. Sono due cose diverse che non vanno assolutamente confuse. E va poi, a proposito di questo, anche esplorato effettivamente quello che è il significato, a parte quello politico, anche del volume, diciamo, delle risoluzioni. La NATO è già intervenuta in questa maniera, per esempio nella guerra in Jugoslavia, in Kosovo sostanzialmente, senza aspettare alcuna risoluzione. Se questo dovesse accadere, chiaramente la gente parla di terza guerra mondiale, è chiaro che il conflitto si aprirebbe. Quello che potrebbe accadere ovviamente non è facile prevederlo. La Russia ha la facilità di poter lavorare, per come noi diciamo militari, per manovre interne, per linee interne, sostanzialmente spostando forze, la logistica, le strutture su quelle che possono essere le varie parti di questo ipotetico fronte tra Ovest e Occidente, tra Ovest e Oriente che dovesse aprire. Ora è chiaro che se una nazione della NATO o qualunque altra nazione dovesse decidere, come è stato deciso, di rifornire di armi, munizioni, di equipaggiamenti comunque le forze armate ucraine, è inutile che ci prendiamo in giro, come spesso sento accadere anche da tribune politiche varie. È un'azione di guerra, noi siamo in guerra di fatto. Adesso potrebbe anche non accadere nulla, ma domani non dobbiamo stupirci se per esempio al porto di Trieste un convoglio fatto di missili contro carri destinati a Kiev non vengano fatti saltare per esempio da un nucleo di forze speciali, chiamiamo per esempio gli Spetsnaz, che intervengono perché questo non possa accadere. Noi siamo in guerra, non è che possiamo pensare di rifornire di armamenti una delle due parti in conflitto e pensare di esserne fuori. Quindi questo sostanzialmente può aprire eventualmente altri
altri scenari, le conseguenze, questo poi è difficile da capire, bisogna capire effettivamente da una parte all'altra quali sono i ragionamenti e quali sono le valutazioni che si fanno anche dal punto di vista politico. E poi ci torniamo Per esempio, mi scusi, per esempio parlavo delle risoluzioni di ieri dell'Assemblea Generale, è chiaro che hanno votato in grande maggioranza per condannare l'attacco russo e ci sta, va benissimo, ma se facciamo un esame analitico, il 60% della popolazione mondiale, rappresentata per esempio dalla Cina, dall'India e da altri paesi, soprattutto dall'Africa, hanno votato in minoranza, ma rappresentano più del 60% della popolazione mondiale. Certo, anche questo da tenere in considerazione. Vi faccio sentire adesso le parole di un imprenditore, Adriano Lucci, che è presidente appunto del gruppo Lucci, insomma, su quelle che possono essere le ricadute, e poi lancia anche un'idea. Sentiamo. La guerra chiaramente ha condizionato tutto anche sul fronte dell'approvvigionamento, in particolare del gas. Ecco, su questo quanta preoccupazione c'è anche da parte sua degli imprenditori? Ma molta, perché sta scardinando un po' tutto il meccanismo dei costi aziendali e non è facile poi questi ribaltarli sul mercato. Io credo che questa situazione stia vanificando quello che è il PNRR, che ha previsto, diciamo, una quantità di denaro importante da immettere nell'economia, ma con questa situazione probabilmente verrà assorbito diciamo, dai maggiori costi che sappiamo poi di fatto dove vanno a finire. Ecco, qua questa ricaduta, insomma, sulla nostra economia quanto può far male? Insomma, siamo agli inizi di questa guerra, ma insomma, diciamo che le sensazioni non sono positive. Sarà una guerra lunga forse? Ma auguriamoci di no. Ovviamente la situazione è particolarmente delicata e credo che l'impatto sarà un impatto che peserà nel tempo e soprattutto in termini di sfiducia anche, no? In termini psicologici, se vogliamo, per le persone in primis, e poi in termini economici, perché comunque la nostra regione ha interessi importanti verso quei paesi e di conseguenza metterli in difficoltà credo che sarà uno dei problemi dei prossimi tempi. Ecco, per me da imprenditore credo sarebbe auspicabile anche lanciare un messaggio, no? Perché invece di andare a occupare terreno vergine, terreno che potenzialmente può essere dedicato all'agricoltura, perché poi vediamo, no, gli approvvigionamenti quanto complessi poi diventano, noi dovremmo tutte le fabbriche coprirle con il fotovoltaico. Io credo che se per i prossimi anni riuscissimo a fare una politica, no, a livello di paese, dove prima di occupare spazio verde occupiamo i tetti di capannoni già esistenti, probabilmente possiamo ottenere un buon risultato. Non dimentichiamo poi anche che i molti impianti di fotovoltaici costruiti sul verde di potenza importante, di fatto poi sono stati per buona parte ceduti a aziende tedesche piuttosto che francesi, quindi oltre che al danno secondo me anche la... Queste le parole di Adriano Lucci, che insomma del gruppo fa parte della Gesteco, che ha fatto un grande lavoro sulle energie rinnovabili, Bruseschi. È una ipotesi percorribile, insomma, quanto abbiamo trascurato in questi anni le energie rinnovabili, insomma, ci siamo riempiti la bocca, però poi alla fine ci rendiamo conto che siamo dipendenti totalmente dal gas e dal petrolio ancora oggi. Beh, diciamo che questa è un'ipotesi che sicuramente si potrà percorrere. Le rinnovabili, ricordo, in Italia in questo momento hanno un ottimo insediamento e potenzialità. Chiaramente non le abbiamo, e questo è un po' la pecca, non hanno influito molto per ora sul prezzo, diciamo, che in questi periodi stiamo subendo. Questo non vuol dire che l'implementazione, come prevede il Green New Deal, non venga fatto. C'è, però lo sappiamo, come parlavamo prima delle centrali a carbone, un po' l'effetto NIMBY, a volte ha ragione, a volte un po' troppo ideologico, di non poter mettere a terra questi impianti rinnovabili, qua in Friuli Venezia Giulia come in tante altre parti d'Italia. Poi ricordo che il rinnovabile si è sviluppato più al centro-sud perché ovviamente l'irraggiamento è più favorevole rispetto alle nostre diciamo, aree. Questo però non vuol dire che non possiamo, e anche in Friuli possiamo aumentare ancora.
quello dell'agrifotovoltaico è in effetti un po' una spina nel fianco. Ci sono però tecnologie che diciamo verranno avanti, e ricordo un vettore tra tutti anche l'idrogeno, che non adesso, ma noi dobbiamo strutturalmente fare dei cambiamenti importanti. Quindi nel 2030, per quello che sono gli studi di Confindustria, probabilmente l'idrogeno potrà incominciare a dire la sua. Adesso la SNAM ha incominciato a introdurre nei gasdotti appunto qualche piccola percentuale. L'idrogeno si può per elettrolisi produrre dagli impianti fotovoltaici. In Friuli c'è un grosso progetto di valle, no, dell'idrogeno che la SNAM come capogruppo, perché ovviamente bisogna parlare con loro, potrà far nascere, però ecco, è fra 8-10 anni. Noi dobbiamo avere delle risposte anche veloci. È chiaro che il rinnovabile, anche sono tantissimi privati, come diceva giustamente Luci, le aziende e le imprese stesse possono dare una forte mano e devono investire. È chiaro che tante volte le grandi aziende erano un po'... Allora, il tetto di un capannone, se non ha problemi, diciamo, non dico di orientamento, ma anche di possibili sfruttamenti per cammini, per quant'altro, tante volte è visto dalle imprese un po' come un frenare, oddio, dopo non posso modificare, eccetera. È chiaro che con queste spinte che ci sono state, ricordo anche che tutto comunque il fotovoltaico e il rinnovabile che è stato fatto con, tassando le imprese in Italia come scelta politica, quindi noi abbiamo pagato decine e decine di miliardi come sistema aziendale, e adesso in effetti si è incominciato a spingere sui trasporti e sull'edilizia che era rimasta indietro, e questo ecobonus e questi interventi di cappotto faranno molto bene, perché vorrà dire che noi consumeremo molto meno gas e quindi avremo meno bisogno e meno emergenze come adesso stiamo avendo. Ci siamo fatti trovare un po' impreparati anche questa volta, era successo anche per la pandemia, ma insomma bisogna cercare, come diceva, di accelerare il processo e di ridurre questo gap. Ci fermiamo per la pubblicità, poi ritorniamo a parlare con i nostri ospiti a tra poco. Di nuovo insieme con Economai FVG, adesso cerchiamo di raccontare anche delle storie di persone che o vivono qui e sono coinvolte o insomma stanno scappando. Gallas, io vorrei sapere da lei se ha avuto modo insomma in questi giorni, lo avrò avuto di sicuro, di parlare con collaboratrici, vostre dipendenti, insomma quali sono le storie che vi rimandano dai parenti che hanno lì in Ucraina, magari anche in Russia, perché chiaramente si sente molto la voce dell'Ucraina e del popolo ucraino, meno quello russo. Sì, allora, noi oggi contiamo circa 800 badanti ucraine che lavorano con noi, quindi insomma è un numero abbastanza corposo. Io ho avuto modo di parlare con qualcuno di loro in modo diretto, e devo dire la verità, nessuna delle persone con cui ho parlato era ancora riuscita a ricongiungersi con i propri cari. Quindi il sentimento prevalente era quello della grande paura, dell'insicurezza, dell'incertezza. In più dobbiamo anche pensare che queste sono tutte persone che erano in Italia per poter creare un futuro ai propri cari, attraverso le loro rimesse, quindi mandando tutti i guadagni a casa. L'obiettivo che avevano persone che erano qua magari anche da 5, 10, ho parlato anche con una signora che era qua dal 2000, quindi da più di 20 anni, che lavorava qua in Italia come assistente domiciliare, mandando tutti i mesi tutto quello che guadagnava a casa per poter creare un futuro ai propri figli. E oggi d'improvviso tutto questo sforzo di decenni è stato bruciato in un attimo, quindi bisogna pensare che lo stato d'animo di base è quello. Chiaro che poi nell'immediato uno pensa prima di tutto ovviamente alla salute dei propri cari e dice chi se ne frega se poi ho perso tutto, l'importante è che poi i miei cari stiano bene, però è evidente che l'impatto che si ha su tutte queste persone è quello. Parliamo di persone che erano qua
non per scelta di vita o per fare carriera, ma semplicemente già prima per motivi economici importanti. Oggi il sentimento prevalente è quello che ci raccontano, è che non dormono, che fanno fatica ovviamente a vedere un futuro, e la priorità che hanno è quella di cercare chi ha la possibilità di portare qua i propri cari. Chi non ha quella possibilità, o perché non ha effettivamente un posto dove poterli accogliere, o perché non può farlo magari molto spesso con i mariti, che sono comunque stati richiamati al fronte, quello che prevale è un sentimento di angoscia, e cercano di restare in contatto per quanto possibile attraverso i mezzi di comunicazione, quindi sia sul web che telefonici. Bisogna dire che anche la macchina della solidarietà si è messa molto in moto anche nella nostra regione, naturalmente un po' da tutte le parti. Chi può sta dando una mano inviando in Ucraina dei generi di conforto, farmaci, medicinali, tutto quello che si può mandare, e anche qui accogliendo naturalmente i profughi. Questa è una faccia della medaglia. Vediamo l'altra faccia della medaglia, cioè sentiamo adesso la testimonianza di un friulano che vive da tanti anni in Ucraina, dove ha un'azienda, Paolo Bertos. Noi lo abbiamo raggiunto anche in maniera abbastanza complicata perché le piattaforme come Skype non funzionano più, ma insomma WhatsApp ci ha dato una mano, lo abbiamo sentito e gli abbiamo chiesto qual è la situazione, come sta vivendo e soprattutto se sta pensando di scappare oppure no. Sentiamo. Si vive in situazione di emergenza, ovviamente, allerta. Si cerca di fare molta attenzione. Noi possiamo ancora girare, per fortuna, ancora possiamo muoversi. Chiaramente le fabbriche sono chiuse, quindi in questo momento si fa manutenzione a livello lavoro. Per il resto cerchiamo di aiutare chi ne ha bisogno, perché anche qui stanno arrivando dei profughi. Io mi trovo a 60 km dal confine ungherese, quindi non sono in una di quelle zone che ancora hanno bombardato, anche se ci chiediamo il motivo per cui non è ancora successo, ma non è successo. Questa è una regione che si chiama Zakarpata, e anche c'è la capoluogo che si chiama Uzhgorod. Non è stato toccato ancora niente. Tra virgolette tranquilla, prego. Ecco, se ci racconta da quanto tempo vive in Ucraina e poi insomma la sua attività imprenditoriale, di che cosa si occupa, insomma so che vive lì con la famiglia, eccetera. Allora, io sono 14 anni più o meno che vivo qui, facciamo mobili, ditta piccolissima, la maggior parte viene esportata, quindi lavoriamo soprattutto per Germania, anche se, come dico, in questo momento va così. Io sono sposato, ho un bambino di 3 anni qui, ho una figlia di 30 anni in Friuli, quindi questa è un po' la situazione. E di dov'è originario lei? Io sono di Corno di Rosazzo, adesso da poco ho trasferito la residenza a Formos. Quanto è preoccupato per quella che può essere la situazione attuale dei prossimi giorni, come ci si riesce ad arrabattare anche a livello di denaro, viveri, medicinali, insomma, qual è la situazione che state vivendo? Allora, noi siamo costantemente in contatto io vivo in una città di 25.000 abitanti, anche se un po' alla periferia. Ovviamente abbiamo fatto delle riunioni dove l'amministrazione ci chiede aiuti a tutti gli imprenditori per i generi alimentari di prima necessità e assurdo, ma hanno chiesto anche sbotti antiproiettile, elmetti, che ovviamente qui non possiamo trovare. Il resto è farina, riso, conserve, queste cose, no? Preoccupato sì, sarebbe da ridere altrimenti, no? Anche perché qui ci si aspetta da un giorno all'altro, perché qui c'è una calma piatta, silenzio assoluto, anche perché il traffico è ridotto ai minimi. E contrariamente a quello che succede a Leopoli o in altre dogane, qui le dogane sono abbastanza tranquille, perché le dogane ungheresi hanno un'ora di coda più o meno, non ce n'è di più.
La valuta pregiata non ce n'è. Non ci sono, forse qualche dollaro in più, però intendo, puoi trovare 50-100 dollari, ma non cifre che ti permettono di uscire, diciamo. Euro proprio non si trova. E quello che si trova, quel poco che si trova al mercato nero, perché le banche non rilasciano valuta pregiata. Lei ha deciso di rimanere lì o sta pensando magari di rientrare in Italia? Ma qua si va un po' a istinto, le valigie sono pronte, però noi si vuole rimanere qui. Cioè se dobbiamo, è chiaro che dobbiamo uscire, però per il momento abbiamo preso degli impegni anche con la gente di qua, stiamo facendo del nostro meglio, insomma, perché qui dovete capire che lo stipendio è di 250 euro e i generi alimentari stanno aumentando in continuazione, la gente è senza lavoro, non ce la fa, insomma, quindi quel poco che possiamo fare insieme ad altri cerchiamo di fare, insomma, un po' distribuiamo, tipo, non so, io un bambino piccolo mi viene in mente il latte in polvere che non c'è. Qui sono arrivati 1 migliaio di profughi che vengono da Kiev, perché ovviamente qui, essendo la situazione un po' più calma, i profughi ci arrivano, no? E non tutti possono uscire. E così, insomma, questa è la situazione A livello lavorativo di fatto voi siete fermi, lavorate anche con l'Italia, insomma con la nostra regione in qualche modo, siete coinvolti in questo? No, con l'Italia non lavoriamo, noi si lavorava con la Germania, però ripeto, al momento siamo fermi anche perché si viene fuori dal periodo Covid, si era appena ripartiti e adesso siamo di nuovo fermi, insomma. È chiaro che chi fa ordini adesso ha ritirato tutto, no? Tutti gli ordini che avevamo in pacchetto, insomma, quelli che erano in sequenza, sono tutti annullati. Quindi sì, questa è la situazione. Però, insomma, siccome viviamo qui, abbiamo le nostre conoscenze, gli amici. Chiaro che ce li abbiamo anche in Italia, però qui c'è gente che in qualche modo ti si aggrappa, cioè chi ne sa di più si può muovere in maniera un po' meglio, insomma, cerca di aiutare, no? Questo è in questo momento quello che vogliamo fare. Amici o dipendenti ucraini che si sono arruolati in questo momento, che stanno cercando di dare una mano anche all'esercito? Sì, 4 persone. 4 persone, poi c'è ad esempio il papà di mia moglie che si è iscritto nella Guardia Territoriale come il fratello, come tanti altri, perché c'è chi va a combattere nelle zone limitrofe di guerra e c'è chi rimane come guardia territoriale. Per questo mi hanno chiesto, prima dicevo, 15 giubbotti antiproiettili e 15 elmetti che servirebbero proprio per le guardie territoriali. Ecco, questa è la testimonianza di Paolo Bertos, che sta vivendo giornate sicuramente complicate. In generale abbiamo sentito la richiesta di giubbotti antiproiettili, ma anche i civili stanno cercando di dare una mano il più possibile. Questa resistenza, secondo lei, quanto potrà durare? Magari Putin non se l'aspettava. Certo, come si diceva, anche i paesi occidentali stanno dando una mano rifornendo di armamenti, però insomma la resistenza ucraina al momento sta tenendo. Per quanto? Questo guardi, Ettore, noi non lo sappiamo perché non abbiamo in testa quello che hanno in testa i generali e il disegno di manovra, noi lo chiamiamo così, che hanno i russi. Noi parliamo, io sento la narrativa diciamo tipicamente occidentale che la Russia non sta acquisendo gli obiettivi prefissati e quant'altro, ma questo chi ce lo dice? Perché abbiamo una mappa più o meno disegnata da qualcuno che ci fa capire che siccome non è il Desert Storm, Iraq Freedom o quant'altro, la Blitzkrieg di natura a suo tempo, seconda guerra mondiale tedesca, la stessa cosa, lo stesso paradigma debba essere applicato alle manovre russe. Io su questo e l'ho anche scritto, sono molto scettico, per il semplice fatto che non lo sappiamo quello che accade, noi non abbiamo cognizione reale, realistica, equilibrata
imparziale di quello che accade sul terreno, se non quello che vediamo passare nelle immagini che arrivano soprattutto da Kiev, e ovviamente la domanda è: noi cosa faremmo? Lo faremmo questo, o dalle, diciamo, dalle capitali occidentali. Da Mosca arriva ben poco, ogni tanto un'affermazione di Lavrov, un esempio banalissimo, se volete, è quello dell'allerta nucleare, che è una banalità in cui noi siamo caduti veramente come all'occhio. Le armi nucleari, per essere deterrenti, stanno sempre in un regime di, tra virgolette, a caldo, cioè pronte al lancio. Quindi non ha senso parlare di armi nucleari, visto che è caduto il tema adesso, sì, in allerta. Sono sempre in allerta perché ne va della loro deterrenza sostanzialmente. E ovviamente a caldo sono quelle di cui si conoscono le basi, perché tanto i russi quanto gli americani conoscono più o meno le rispettive basi di partenza. Il problema più grosso per quanto riguarda il nucleare, le armi nucleari, sono i sommergibili, di cui ovviamente non si sa molto di dove navighino. Ecco, questa è un'altra baggianata. Esatto, noi non riusciamo a capire, ma lei ci può aiutare su questo, a capire quanto può essere semplice o difficile sparare oggi un'arma nucleare che abbia effetto, e quanto ci siano dall'altra parte dei sistemi di difesa su questo, cioè quanto è concreta che una volta che Russia e NATO vengano allo scontro... Allora, entrambi hanno sistemi di difesa dal punto di vista nucleare. C'è il sistema balistico, antimissile balistico, naturalmente, che fa premio. Gli americani hanno il loro sistema, i russi hanno il loro sistema, ma ovviamente questo non postula il fatto che al 100% si riesca a impedire l'arrivo di un missile. Però il fatto nucleare, onestamente, proprio per il semplice fatto che è una debolezza distribuita, è difficile ipotizzare un qualcosa di nucleare, a meno che uno non stia, diciamo, allo stremo. Non mi pare che siamo in queste condizioni. È vero che esiste una teoria che è presa dall'economia, è stata trasportata 30 anni fa da un signore americano nella geopolitica, ed è quella teoria del prospetto, nel senso che, per esempio, mettendola, diciamo, nella mente di Putin, ma è un azzardo, dice: è meglio fare una guerra adesso, che succeda quel che succeda, che essere sicuri fra 10 anni che in Ucraina gli americani mettano i loro missili. Potrebbe anche essere questo un concetto che potrebbe affascinare. Quindi onestamente è chiaro che abbiamo una certa resistenza. La domanda tipica è: noi che faremmo? Parliamo di gente che si arma, e gente che è stata armata dal governo, che riceverà altre armi. Se questo potrà avere effetto non lo so, perché diciamo di insorgenza noi abbiamo delle esperienze storiche, voi in altri luoghi del mondo, voi dell'Afghanistan o nel Medio Oriente, eccetera. Se questo possa avere poi effetto non lo sappiamo, ma dipende dai reali obiettivi che si pongono o che si sono già posti i russi. Secondo me loro lavorano come una sorta di foglie di carciofo, un foglio di carciofo alla volta, e poi dicono che adesso trattiamo, vediamo che succede, e andare avanti in questi termini. Noi abbiamo una cognizione del tempo, voglio dire, che è completamente diversa, è una pazienza strategica completamente diversa rispetto a quella che possono avere il popolo russo o anche i politici russi. Anche per quanto riguarda le perdite, noi abbiamo una sensibilità sicuramente inferiore a quella che può avere il russo, ma anche per quanto riguarda le perdite anche gli stessi americani, e questo può fare la differenza sul terreno. Grazie, grazie. Ci fermiamo per l'ultima pausa pubblicitaria, poi torniamo a parlare ancora con i nostri ospiti. A tra poco. Ultima parte di Economy FVG, fari puntati appunto sulla guerra tra Russia e Ucraina e sulle ricadute anche per la nostra economia. Sicuramente tutto il settore dell'acciaio, che già era stato influenzato negli scorsi mesi, insomma, ha avuto una ricaduta ancora maggiore. Insomma, il prezzo dell'acciaio, acciaio che è diventato introvabile. Abbiamo visto qui da noi addirittura la Pittini ha dovuto fermare i forni venerdì scorso, poi le cose sono riprese questa settimana, ma sicuramente la situazione rimane anche lì molto complicata. Abbiamo sentito anche un'altra azienda che sicuramente con l'acciaio lavora e lavora molto bene, che è la Cimolai di Pordenone, per capire quali sono le ricadute in questo momento proprio su questa azienda e sul comparto. Vediamo. Cimolai oggi non sta soffrendo nel momento attuale cali di produzione, interruzione delle linee produttive.
La situazione però non esiterei a definirla drammatica. Il difficile reperimento dell'acciaio a causa della guerra mette in crisi i colossi del settore come Cimolai, che vede a rischio le proprie commesse milionarie. Non possiamo più parlare di ulteriore rincaro dell'acciaio, ma dobbiamo chiederci se entro i prossimi 2 o 3 mesi l'acciaio ci sarà per coprire ad oggi tutti i progetti in portafoglio. Stiamo valutando la riserva che ci possono ancora dare le catene di fornitura che si sono interrotte con venerdì. Cimolai con Ucraina e Russia ha un legame forte per aver costruito il mastodontico sarcofago del reattore di Chernobyl da 25.000 tonnellate d'acciaio e le coperture di 3 stadi del mondiale russo di calcio del 2018. Entrambi i paesi per noi sono mercati di vendita e mercati di fornitura. E sapere che un'area come quella della città di Chernobyl è oggi occupata fa impressione e resta molti interrogativi. Sì, Bruseschi, sicuramente insomma, tutto il settore dell'acciaio e anche sono aziende energivore, quindi è chiaro che l'impatto del costo dell'energia diventa fondamentale nelle scelte anche strategiche di un'azienda. Sì, diciamo che il comparto delle acciaierie ha da tempo fatto, noi qua abbiamo la Danieli, dei progetti all'avanguardia, siamo molto diciamo, avanti rispetto all'Europa come costi di produzione, proprio perché, parliamoci chiaro, non avendo materie prime, da sempre l'acciaio, che è una delle nostre diciamo, industrie più importanti, e hard to abate come si dice, ha fatto un percorso, quindi i forni elettrici sono diciamo, italiani, sono i più performanti rispetto a tante acciaierie dell'Europa e questo per fortuna è un vantaggio. È chiaro che i prezzi, come dicevo prima, sono tremendi, loro, e come giusto che sia, il governo, ci sono diciamo, delle agevolazioni come energivori, no? Rispetto alla cosiddetta signora Maria o l'artigiano, ma perché? Perché consumano miliardi. No? Voi come consorzio peraltro andate a trattare sempre, insomma tutti insieme, facendo squadra? Beh, il consorzio in questo caso raggruppa centinaia di milioni di kilowattora e quindi con aziende importanti, tra cui anche Enel, ma anche non solo Enel, riusciamo ad avere per le varie taglie di aziende il prodotto, il prezzo giusto. È chiaro che in questi momenti, questi prezzi qua sono diciamo assurdità. Noi cerchiamo di comprare in precedenza, no? Cioè abbiamo dei contratti aperti per gli anni prossimi. Purtroppo ecco, devo dire che mentre a settembre, mi ricordo, eravamo a Bruxelles a discutere della situazione e la comunità europea incominciava, e la politica soprattutto, a capire che c'era un movimento che era incominciato a crescere già da giugno-luglio, no? Ma non con questi numeri. Stavo dicendo, abbiamo una visione che diceva ma sì, forse a marzo rientrerà anche il ministro Cingolani, Draghi, erano tutti convinti che fosse un fuoco di paglia. Purtroppo in questo momento, oggi, il 2022 e il 2023 vede prezzi molto alti, solo nel 2024 si vede una discesa. Chiaramente stimata oggi, perché con quello che sta succedendo penso che anche lì... Diciamo che questi, fino al non conflitto che in questo momento abbiamo, piano piano, gradatamente, qualche cosa era incominciato a scendere. Adesso siamo tornati nell'agone, direi, siamo in guerra dei prezzi, non c'è mercato, come ripeto. Tra l'altro anche a Malborghetto c'è un'importante struttura che insomma può aiutare su questo settore, lo vediamo in questo servizio. Nessuna riduzione delle forniture di gas dalla Russia all'Italia è quanto emerge dai dati odierni della centrale di compressione di Malborghetto Valbruna, la principale porta d'ingresso del gas russo nel nostro paese. Oggi l'attività dell'impianto del Tarvisiano ha generato un flusso di 75 milioni di metri cubi di gas naturale, un dato in linea sia con la media stagionale sia a confronto con i numeri delle ultime settimane. L'approvvigionamento di gas naturale dalla Russia resta dunque costante. Lo stato di preallarme indetto dal Ministero per la transizione ecologica si traduce in un monitoraggio costante
costante della situazione delle forniture, ma non prevede per il momento alcuna misura specifica. Fondamentale in questo contesto è il ruolo della centrale di Malborghetto su scala nazionale, essendo collegata a 3 metanodotti di importazione tra Austria e Slovacchia e fungendo così da anello di congiunzione tra l'Est Europa e il nostro paese. La centrale sarà la prima in Italia ad essere dotata di tecnologia ibrida, con la sostituzione di 2 turbocompressori attualmente alimentati a gas con altrettanti dotati di motori elettrici, prevista entro la fine del 2022. Ecco, anche oggi il flusso è stato quello di 82 milioni di metri cubi, ma insomma diciamo che tutto Bruseschi sta andando in modo regolare adesso. C'è una preoccupazione per il futuro? Immagino di sì, e in che termini può incidere? È chiaro che c'è preoccupazione. Noi sappiamo che poi anche in Ucraina c'è un grandissimo gasdotto che è anche servito da gas russo, e quindi potrebbe essere colpito, anche se i russi, almeno da quello che si legge, dicono no, i gasdotti non si toccano, certo. perché sappiamo che è anche valuta pregiata, no? Sì. Per la stessa Russia. Tanto per dare un'idea, da stime che leggevo ultimamente, si parla che l'Europa paghi alla Russia dai 130 ai 230 miliardi di euro, stima per questo 22, 800 milioni di euro al giorno, di cui 80 sono dell'Italia, tanto per dire quanto vale, noi comunque finanziamo la Russia in qualche modo perché abbiamo questa dipendenza, e quindi questo è quanto l'Italia paga 80 milioni di euro al giorno alla Russia. Sì, ricordo che la Germania in assoluto poi è collegata con un tubo che si chiama Nord Stream 1 ed è operativo, tra virgolette, è pronto per partire il Nord Stream 2, che ovviamente è stato bloccato, come sono state fatte un sacco di attività per frenare diciamo, l'economia russa, no? Quindi, come dicevamo prima, c'è un piano prima si parlava del servizio, una delle poche cose che si possono fare di immediatezza, che se fossimo in inverno, adesso probabilmente lo sta facendo la popolazione normalmente, è togliere magari un paio di gradi in casa, no? Cioè andare a 18 gradi rispetto ai 20 gradi, si risparmiano tantissimi soldi. Non ci si pensa, però poi alla fine... Quindi queste piccole azioni quotidiane possono servire a lenire la mancanza di gas che potrebbe esserci, che ancora non c'è, e che da sempre dobbiamo, come dire, da un lato la contingenza, dall'altra strutturale, dobbiamo assolutamente invertire la rotta. È ora di finirla, dico io, che l'Italia, che ha fatto delle scelte anche più rinnovabiliste rispetto ad altri paesi, vedi nucleare, vedi carbone, perché Germania e Francia di certo non avevano le rinnovabili in pancia che ha avuto la partenza in Italia, però dobbiamo completare questo iter, altrimenti saremo sempre a dipendere anche, dico, di Algeria e Azerbaijan, che comunque sono paesi lontani, che possono cambiare, mutare, come adesso stiamo vivendo, la situazione geopolitica. E non proprio sempre stabili. Oggi, tra l'altro, Confcommercio ha lanciato un po' l'allarme in vista della stagione estiva di Lignano, anche lì si fa fatica a trovare personale specializzato, e quindi si è detto si possono utilizzare anche in parte magari i profughi ucraini che hanno quelle professionalità. Gallas l'aveva accennato prima, ma insomma anche per voi potrebbe essere un bacino di persone insomma utilizzabili, e le chiedo anche nel contempo quanta esigenza c'è ancora di badanti sul nostro territorio, cioè se si riesce a coprire quello che è il fabbisogno dei nostri anziani, oppure queste forze in più potrebbero dare una mano, ecco. Allora, le forze in più potrebbero dare una mano senz'altro, perché il settore è stato colpito dalla pandemia negli ultimi 2 anni, non tanto sul fronte della richiesta di assistenza quanto sulla manodopera. Perché? Perché il bacino da cui l'Italia in generale ha da sempre più attinto era quello della Romania, perché è il paese dell'Unione Europea da cui c'è sempre stato il maggior flusso migratorio in termini lavorativi. Quel flusso negli ultimi 2 anni è stato quasi del tutto frenato, o almeno in gran parte. Questo ha determinato una situazione dal punto di vista della manodopera sicuramente delicato. Negli ultimi mesi adesso la cosa stava un po' riprendendo
dopo che un po' i blocchi dei confini degli stati dovuti alla pandemia erano stati allentati, finalmente c'era stato di nuovo un afflusso di nuova manodopera che arrivava in Italia. Rispetto a 3-4 anni fa comunque si percepisce una carenza di manodopera rispetto, ripeto, al passato. Quindi, parlando sempre in termini opportunistici da una parte, anche se ovviamente dopo tutto quello che abbiamo sentito non è sicuramente una notizia positiva o che avremmo voluto che le cose andassero così, potrebbe sicuramente da quel punto di vista dare una mano e, se vogliamo, come abbiamo detto anche prima, vedere il bicchiere mezzo pieno, potrebbe anche essere un qualcosa che dà una mano a tutti i profughi o comunque alle persone che arriveranno qua dall'Ucraina, quella di poter comunque trovare un impiego che sia nell'assistenza domiciliare o anche in altri settori, certo, come può essere per esempio anche quello della ristorazione o dell'alberghiero che è di Lignano. Sì, staremo a vedere. Siamo in chiusura di trasmissione. Rapidissimo, generale, la conclusione a lei su questo. Le sanzioni che molti dicono possono far più male forse a noi che ai russi, però che sicuramente faranno male ai russi, possono essere un'arma sufficiente oppure ai russi tutto sommato poco interessa e si andrà avanti nel conflitto bellico? Questo lo scopriremo. Le sanzioni dovevano essere poste in essere perché ovviamente qualcosa deve essere fatto per fronteggiare una situazione che, tra virgolette, non era poi tutto sommato inaspettata e forse sarebbe anche interessante che si affrontasse anche la tematica relativa alle cause che possono aver portato a questa situazione. Sono chiaramente sanzioni molto pesanti. Noi abbiamo altre esperienze nel mondo di sanzioni applicate da altri paesi che tutto sommato, lo vediamo, l'Iran, il Nord Corea, il Myanmar, lo stesso Venezuela, la stessa Russia, per carità, che stanno comunque sopravvivendo sostanzialmente. E allora questo è da vedere. Resta il fatto che in un mondo che è completamente interlacciato, globalizzato, interconnesso, non è difficile, come dire, uscire fuori da quella che è la prigionia che noi pensiamo di creare. Resta il fatto che ovviamente qualcosa deve essere fatto. Forse non abbiamo fatto altro in termini di deterrenza. Questa è una cosa su cui occorrerà riflettere bene. Grazie generale, grazie ai nostri ospiti, ci hanno dato una mano sicuramente a capirne di più di questa guerra, ma sicuramente ne riparleremo. Grazie a Marco Bruseschi, Presidente del Consorzio Friuli Energia. Grazie a voi dell'invito. Grazie al generale Vincenzo Santo, ex capo di Stato Maggiore della NATO, e grazie ad Alberto Gallas, CEO del Gallas Group. Grazie, buonasera. Grazie anche a voi che ci avete seguito, grazie alla regia di Simone Caramaschi. Finisce qui questa puntata di Economy FVG, l'appuntamento è per giovedì prossimo. Grazie, buona serata.